Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Alla fine il presidente della regione ha dovuto cedere alle pressioni dello Stato Maggiore di Fratelli d'Italia, che da giorni premeva per sostituire la rosa di nomi dei suoi assessori. L'annuncio, che dovrebbe arrivare già oggi, vedrà la nomina per Fratelli d'Italia di Alessandro Arricò alle infrastrutture, Francesco Scarpinato al turismo, Elena Pagana ai beni culturali ed Elvira Amata al territorio. Per la Lega Luca Sammartino all'agricoltura, Mimmo Turano all'istruzione. Per il Movimento per le Autonomie Roberto Di Mauro alle energie e rifiuti, Forza Italia invece confermerà Marco Falcone all'economia, Edi Tamaio alle attività produttive, Giovanna Volo alla sanità, per la DC Nuccia Albano alla famiglia, Andrea Messina agli enti locali. Piaga del caporalato. Tra la fitta vegetazione delle campagne di Vittoria venivano impiegati lavoratori in nero. Circoscritta l'area, le fiamme gialle vittoriesi hanno rinvenuto all'interno degli oltre 15 ettari di appezzamenti ancora intenti a lavorare all'interno delle serre adibite alla coltivazione di prodotti agricoli 32 lavoratori in nero, per lo più di origine extracomunitaria. 3 le denunce. Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato dalla propria madre per le continue minacce e percosse subite tra le mura domestiche. Il figlio chiedeva sempre denaro per comprare droga. Esasperata, la vittima si è rivolta ai carabinieri, che hanno arrestato il giovane. Spaccio nel quartiere di Picanello a Catania, dove i carabinieri hanno monitorato lo scambio di droga. Il pusher, tramite un servizio di messaggistica sul proprio cellulare, riceveva le ordinazioni di droga e concordava appuntamenti con i suoi clienti per la consegna. Arrestato 20enne catanese. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.